Buonasera a tutti. Allora, anche da parte mia un sincero ringraziamento alla Fondazione Faustino Onnis per aver voluto una serata dedicata alla nostra grande scrittrice, ma il ringraziamento si estende anche da parte mia all'assessore alla cultura del comune, insomma, e alla giunta tutta e alla scuola civica di musica che ogni volta che veniamo qui a Selargius ci regala emozioni belle con la musica, quindi grazie anche alla maestra Loi per la sua partecipazione, perché eventi del genere, quando sono così corali, quando hanno una componente di molte arti, diventano ancora più belle. E poi che dire di Rita Zeri, grazie, sono già commosso dal modo in cui hai letto questa lettera molto importante. Senza che ci sentissimo prima con Laura dà d'inzettata alla lettura, perché ha scelto una lettera molto importante che grazie a lei da giovanissima, però avete visto traccia già un curriculum abbastanza appetitoso. Ci sono già dei romanzi in questo 1892, ci sono diversi racconti, ci sono molte collaborazioni, ma qui sta iniziando la collaborazione che le cambierà la carriera e la vita, la collaborazione con Angelo De Gubernatis. Per capire chi era Angelo De Gubernatis bisogna immaginare che era un monumento accademico e militante di proporzioni che oggi non potremmo neanche immaginare. Cioè oggi non esiste una personalità di intelletto, morto Umberto Eco, che era di statura mondiale e mostruosa, però collaborava diciamo, ed era vicino ad altri monumenti altrettanto grandi in competizione con lui. In quella stagione di cui stiamo parlando, Angelo De Gubernatis a Roma era professore veneratissimo di discipline orientali e fondava altrettante riviste su quella disciplina. Era eruditissimo nel campo della letteratura italiana e fondava riviste. Non vi so dire esattamente quante fossero le riviste importanti fondate nei vari campi di cui si occupava da quest'uomo, ma è nell'ordine delle 14 riviste in vari campi e tutte autorevolissime nei vari campi. Grazie a lei da qui sta iniziando una delle sue tante negoziazioni all'interno del campo letterario. E ha 20 anni, ma la sua carriera non inizia così, inizia da un contesto. Tanto per ricostruirlo appena appena questo contesto vorrei intaccare un modulo narrativo che è anche quello che mi ha fatto avvicinare alla scrittrice. Come iniziamo anche a scuola a raccontare la vita di questa scrittrice? Iniziamo così. Una giovanissima ragazza che abitava in un'isola dentro all'isola, cioè in un paesotto di 6.000 abitanti, che era il numero dell'epoca. Quando nasce Grazia Deledda nel 1871, Nuoro non è neppure capoluogo di provincia, diventerà nel 27, proprio nell'anno in cui a Grazia Deledda viene consegnato il Nobel. Non era neppure capoluogo di provincia, era un capoluogo di circondario, si chiamavano così le divisioni amministrative del tempo. Però appunto era un luogo di 6.000 abitanti e noi lo raccontiamo così. Abitando in un paese nel centro della Sardegna, mal collegato da qualunque cosa, questa ragazza si afferma sino a raggiungere i più alti livelli nel suo campo, fatalmente, come un fiore nato nel deserto. È meravigliosa questa immagine. E però secondo me non c'entra il bersaglio, cioè non ci fa comprendere ciò che possiamo intuire anche dalla retorica di quella lettera. Grazia Deledda è importante e diventa importantissima perché sa cogliere le rivoluzioni che accadono proprio negli anni della sua crescita nei vari settori della cultura e nei vari settori dell'amministrazione dello Stato. Quando nasce Grazia Deledda, giusto per fare un po' di ricostruzioni di panorami ambientali, 1871, siamo a 10 anni dalla prima unità d'Italia e lo Stato aveva messo in campo ogni strumento per rendere effettiva
questa unificazione che oramai era, al momento era semplicemente politica, non era culturale. E allora succedono molte cose. Solo nel campo dell'editoria, che è il campo al quale accede precocemente nel 1888, nel luglio del 1888, grazie a Deledda esordiente. Soltanto nel campo dell'editoria. Immaginate che cosa succedeva ai tempi di Manzoni. Manzoni pubblicava a Milano la Ventisettana e a Napoli la ripubblicavano senza pagare i diritti d'autore. È giusto per chiarire un concetto. Alla metà del secolo i vari stati che componevano la penisola si erano accordati grosso modo per un comune comportamento riguardo ai diritti d'autore. Napoli non aveva aderito, non so se avete presente le dimensioni di Napoli anche allora, cioè tutta quell'area popolatissima non aveva aderito, era come se non ci fossero diritti d'autore. Quando si forma uno Stato italiano, che cosa succede all'editoria? L'editoria può essere una imprenditoria molto redditizia, perché ormai chi stampa un libro o una rivista in qualunque punto della penisola può contare su un target che è tutta la penisola. Non solo può contare su un target che è tutta la penisola, ma nei passaggi da un punto all'altro non paga più il dazio. Questo consente di investire di brutto sull'editoria. E allora emergono personaggi che avevano già intuito che con l'Unità d'Italia alcuni centri, Firenze, Milano, Roma, potevano essere i luoghi di irradiazione di una nuova attività di tipo editoriale molto, molto redditizia. Dal Piemonte era già arrivato, prima che Grazia Deledda nascesse, a Roma, un editore che era uno straordinario anche imprenditore della cultura, che si chiamava Perino, Edoardo Perino, che proprio a Roma aveva iniziato a stampare riviste e libri destinati a target, a gruppi sociali che immaginava potessero essere interessati a quei prodotti. Gruppi sociali che accedevano massicciamente per la prima volta alla lettura, anche agevolati da altre rivoluzioni come la ramificazione della scuola, l'intensificazione dell'istruzione primaria, eccetera, eccetera. Le donne e i bambini. Le donne e i bambini in questa stagione hanno un grandissimo impatto come lettori. Come lettori. Allora Perino fonda diverse riviste. La prima di cui vi voglio parlare è L'Ultima Moda, rivista per signorine. Adesso non ho pensato di portarvi delle immagini o delle scansioni. Questa rivista era una rivista dove tra i modelli che venivano disegnati, tra le pubblicità dell'ultima moda, appunto, come si diceva, tra le varie pubblicità di questi vestiti del tempo creati a Parigi e creati anche nei centri della moda italiana, Milano, eccetera, comparivano tanti racconti oppure articoli, quindi era una rivista di moda che univa alla moda la letteratura. Ovviamente si trattava, e poi l'altra rivista era Il Paradiso dei Bambini, a cui collabora subito Grazia Deledda. Paradiso dei Bambini, una rivista fatta apposta per bambini. E allora Grazia Deledda si trova in un contesto, altro che paese, si trova nel primo contesto di globalizzazione, se facciamo mentalmente le debite proporzioni tra la globalizzazione di oggi, che ci fa sembrare vicina a Londra, Parigi, eccetera, come non mai, se riusciamo a immaginare che davvero le distanze tra i punti vari dello stivale e tra lo stivale e le isole non era più percepita come era percepita un tempo. L'Italia era collegata, si percepiva anche come collegata. E allora questa rivista circolava e arrivava sino a lei. Era una rivista destinata alle donne, ma evidentemente i proprietari non riuscivano a trovare ancora abbastanza donne per affidare gli incarichi all'interno delle riviste, all'interno proprio della struttura dell'editoria.
E allora i direttori delle rubriche erano spesso maschi che si firmavano con nome femminile, perché altrimenti nessuna donna avrebbe mandato a loro una lettera, compromettendosi spesso una confidenza per lettera, una richiesta di consiglio per lettera. Uno di questi che si firma da femmina, che si firmava come donna, era la contessa Elda di Montedoro, Aici Duizerrianta, si chiamava in verità Epaminonda Provaglio. Era il direttore di una delle zone della rivista e Grazia Deledda, quando manda i primi racconti, ritiene di avere a che fare con una donna. Il primo racconto che manda si intitola Sangue sardo. Vedete, c'è l'aggettivo Sardegna. Grazia Deledda vuole parlare di Sardegna, percepisce che possa essere interessante per la nuova Italia che si è formata anche presentare un tratto esotico. Avete visto ancora nel 92 si descrive esoticamente, sono un po' spagnola, sono bruna, eccetera, tratteggia delle caratteristiche che la autoesotizzano, diciamo così. E allora c'è però anche il sostantivo sangue accanto a sardo, che dovrebbe essere la sostanza gotica del racconto molto intenso che lei vuole raccontare. È un racconto semplicissimo. Lei aveva 17 anni, siamo nel luglio del 1888, in un ambiente molto intenso, molto fitto di tempesta. Si vede su una scogliera questa figura che emerge dal buio, che giura vendetta. È una giovane donna, lo capiamo subito, giura vendetta. Quindi nella prima parte del racconto questo solo noi sappiamo. Nella seconda parte apprendiamo che quella figura era Michela, una giovane ragazza di 16 anni o 13 anni, perché poi oscilla all'interno del racconto, non sa ancora controllare l'anagrafe dei suoi personaggi. Comunque era una giovane donna che si era innamorata, guarda caso, di un amico del fratello, gli unici maschi che potevano accedere nelle case. Di queste casistiche sino a generazioni recenti ne conosciamo tante. Gli unici maschi che potevi vedere erano l'amico del fratello. Il ragazzo di cui si innamora Ela si chiama Lorenzo. Lorenzo, che viene descritto come ricco, prossimo alla laurea, sono valori che la Deledda giovane e anche la Deledda matura ritiene importanti, anche per un fidanzamento e per un matrimonio. Si innamora di Lorenzo e guarda caso Lorenzo si innamora dell'altra sorella. Il più tipico dei triangoli domestici, diciamo così, dei potenziali triangoli domestici. Non ci sarebbe niente da dire su questo racconto se non fosse che Grazia Deledda lo utilizza per parlare di letteratura a 17 anni. Per parlare di letteratura, perché Ela viene descritta come un'anima ammalata dalle letture francesi. Maria viene descritta come una ragazza che invece leggeva poco e con malavoglia, e quando leggeva solo romanzi storici, cioè non era per niente moderna. Il romanzo storico in Italia e in Europa, dobbiamo fare adesso una parentesina, in Italia e in Europa era un genere ormai superato largamente da decenni, da parecchi decenni, ma in Sardegna c'era un romanzo storico che rinasceva con grande intensità, soprattutto con la grande figura di Enrico Costa, che era di una generazione più anziana di Grazia Deledda, e aveva pubblicato molto, e aveva pubblicato su temi della storia della Sardegna, della più importante, diciamo così. Aveva pubblicato anche storie di banditi già allora, aveva pubblicato La Bella di Cabras già allora. E allora Grazia Deledda con questo racconto sta facendo già una battaglia interna al campo della letteratura. Sta affermando che il faut être absolument moderne. Come avete sentito nella lettera, è interessata alla modernità, e la modernità non è né in Sardegna né in Italia per lei. Questa è una scelta definitiva dal primo racconto. La modernità è, come era per tutta Europa, Parigi.
Non è un caso che il ragazzo si chiami Lorenzo, perché Grazia Deledda vuole già a 17 anni citare un capolavoro recente della letteratura francese, che è la Thérèse Raquin, dove Lorenzo è proprio quello che innesca tragedie su tragedie. Non so se conoscete la Thérèse Raquin. Teresa vive e lavora presso una zia e c'è un cugino un po' malaticcio, Camillo. Correggetemi se sbaglio, perché io l'ho letto quando ero studente al liceo, poi non l'ho più riletto. C'era Camillo che era un po' deboluccio, insomma non è che fosse molto appetitoso come ragazzo, però insomma si dovevano fidanzare, sposare, la zia li invita e si fidanzano e si sposano, finché non compare Laurent, finché non compare questo energumeno pittore, quindi un po' artista, perdigiorno, fisicamente prestante, quindi anche etologicamente attraente, diciamo così. E allora Laurent seduce fatalmente la fanciulla, i due si innamorano di un amore di quelli esplosivi e fatali. L'amore si converte in un attimo in odio e sinché i due non si uccidono, è più complicata di così. Comunque alla fine muoiono tutti e due questi amanti dopo aver ucciso Camillo. Grazia Deledda, perché in questo racconto dove c'è un triangolo amoroso introduce la figura di Lorenzo? Perché Michela, che è una giovanissima, decide, mentre giurava sulla scogliera, sta giurando che avrebbe ucciso Lorenzo. E ahí ci vai di Dubucidi. Nel finale noi scopriamo che lo aspetta col coltello, è inverosimile, è 17enne, è inverosimile. Lo aspetta col coltello, lo fa scendere da cavallo e gli pone due opzioni, come facciamo noi sardi per essere generosi: o te ne vai e sparisci da questo territorio o muori qua. E lui decide, le risponde che non se ne sarebbe mai andato perché è innamorato di Maria, poi appunto l'altra sorella si chiama anche Maria, e comunque lo ammazza. Una donna che ammazza l'uomo che non la riama. Non esiste in Italia. È vero che questo è un feuilleton, è vero che questo è un romanzo un racconto un po' gotico dove lei doveva mettere molta intensità e dire cose strane, ma è anche vero che le eroine, anche nei più moderni dei nostri autori italiani del tempo, le figure femminili non hanno nessun libero arbitrio, sono costruite in funzione dell'eroe maschio. Pensate a D'Annunzio, il più moderno degli autori che avremmo potuto mai augurarci in quella stagione, che intuiva qualunque movimento europeo, lo anticipava. Ecco, pensate un pochino a D'Annunzio nel Piacere, dove ci sono due donne, una aggressiva e l'altra, diciamo così, più amabile, più potenziale moglie, anche lì Maria, la potenziale moglie, guarda caso, in funzione della costruzione dell'eroismo di Andrea Sperelli, che ama chi vuole, in sostanza, ma nel Trionfo della morte non è diverso. Insomma, in D'Annunzio non esiste, le donne, le personaggi, se così vogliamo chiamarle, nei romanzi del tempo italiani, svengono come atto di ribellione massimo. Cioè possono al limite svenire, ma decidere di uccidere è fuori discussione, bisognava andare a Parigi. Allora, questo è solo il primissimo racconto che lei presenta ed è interessante più che per la trama maldestra, malgovernata, a 17 anni ed è il primo racconto, è interessante perché già qui Grazia Deledda ha scelto che non farà romanzo storico. Con tutto che in Sardegna il romanzo storico è ancora importante nel suo tempo, molto importante per la costruzione, diciamo, della nostra identità storica, per la ricognizione attraverso il romanzo della storia, è importante per un sacco di ragioni, ma a lei non interessa e lei mai farà romanzi storici negli oltre 30 romanzi che scrive in carriera dopo questa stagione. È ambientato in Sardegna, ma poteva essere ambientato ovunque. Ecco, i primi due romanzi di Grazia Deledda, che sono Memorie di Fernanda e Stella d'Oriente, non sono affatto ambientati in Sardegna. Quindi, mentre con i racconti la Sardegna fa da sfondo a molti racconti, con i romanzi, i primi due romanzi, Grazia Deledda non parla affatto di Sardegna, se non fosse che
Nel secondo di questi romanzi, Stella d'Oriente, di cui mi sono occupato, in una divisione di compiti che ci eravamo dati molti anni fa, mi era toccato il più brutto, ma poi ho ringraziato chi me l'ha assegnato il romanzo, perché è interessante. Allora, la storia di Stella d'Oriente è ambientata in Lucania e poi con qualche puntata a Napoli e a Roma, tutte zone che Grazia Deledda non ha ancora visto, perché lei arriverà a Cagliari per la prima volta nella sua vita nel 1899 e l'anno dopo andrà a Roma. Queste sono le uscite di Grazia Deledda dal suo territorio più significative e decisive. E terre che lei non conosceva, e allora le ambienta in Lucania. Questo romanzo è ambientato in Lucania e poi appunto un po' a Napoli e un po' a Roma, dove si sposta la protagonista. Alla fine però compare la Sardegna. Come compare? Uno dei personaggi secondari, abbandonato dalla sua... abbandonato no, poiché la sua donna si era appena tolta la vita per un amore non corrisposto, anche lì un amore triangolare, si reca in Sardegna per, come diciamo noi, sbentiai, diciamo così, cioè per trovare un rifugio di riflessione, per ritirarsi, ecco. E viene in Sardegna e incontra una giovane donna, anche qui, una giovane donna, come era giovane la scrittrice, e racconta tutta la storia che noi abbiamo letto nelle ultime pagine. Dice di aver affidato tutta la storia che noi abbiamo appena letto nelle mani di questa ragazza. Che cosa vuol dire questo? Di questa ragazza sarda. Noi leggiamo un romanzo che non è in Sardegna, ma poi scopriamo che il romanzo, cioè il passaggio dalla vita alla letteratura, l'ha fatto una sarda. Cioè la scrittrice di quel romanzo virtuale è una ragazza sarda che ha ascoltato e poi scritto. Quindi tutto il romanzo non è ambientato in Sardegna, ma è di mano sarda, di mano artigianale sarda. Ora, possiamo fare diverse ipotesi per questo stratagemma, anche delle ipotesi miti, cioè che Grazia Deledda, quasi esordiente, era il secondo romanzo, dopo Memorie di Fernanda, volesse con ciò giustificare i malapropismi, le acerbità dello stile, di quel suo momento in cui non era ancora pronta a esibirsi su un palcoscenico più importante. La svolta avviene però appunto riguardo al rapporto Grazia Deledda e l'Isola in questa fase di tirocinio. Avvisatemi voi, perché io lo sapete che è pericolosissima questa, che poi le tappe, se non calcolo bene quanto trattenermi su ogni tappa, sembra che sono venuto per trattenermi a lungo qua. Allora la svolta avviene con un altro romanzo che si chiama Fior di Sardegna, che è il primo romanzo che Grazia Deledda ambienta a X. Ma noi sappiamo che questo X è in Sardegna perché lei scrive un paratesto, cioè un testo di introduzione dove racconta che cosa vuole fare con quel romanzo. Anzitutto dice che vuole raccontare la Sardegna, la chiama proprio Sardegna per quanto il paese si chiami X semplicemente. Vuole ambientare il racconto in Sardegna, siamo nel 1891, e vuole raccontare gli usi e i costumi dei sardi, sentite bene, ma gli usi e i costumi dei sardi odierni. Dunque non vuole fare un'operazione di ricostruzione storica, ma vuole raccontare come si comportano i sardi, come vivono i sardi. Dunque ha già percepito che ci può essere un interesse forte in un pubblico molto ampio rispetto a questa regione periferica dell'Italia. E poi aggiunge in coda a questo testo, cioè descrive i due destinatari, chiede, dice ai lettori sardi, così li chiama, di perdonarla se per caso vedessero nel racconto qualcosa che può riportarli alla vita reale. Questo è un romanzo, no, tutto ciò che leggerai, che leggerete è inventato, non ha nessuna connessione con questo, dice i sardi. E poi prega le colte lettrici del continente, così
è letterale la citazione che vi sto facendo, mentre i sardi non sono definiti né come colti né come incolti, e poi neanche come genere. Le lettrici intanto sono individuate come target femminile e poi sono colte e le prega di perdonarla se per caso appunto ci fosse qualcosa di incomprensibile per loro o di sbagliato. E nella parte iniziale aveva inoltre specificato che lei non avrebbe mai raccontato in quel romanzo episodi di banditi, episodi di sangue, episodi di amori violenti. Quindi nel 1891 esordisce nell'88, nel 1891 sa già che non rifarà ciò che aveva appena fatto. Non solo non farà ciò che fa Costa, cioè il romanzo storico, ma non rifarà neanche ciò, non investirà più nel cammino che aveva intrapreso con i racconti e con i romanzi precedenti. E qui fa un'operazione straordinaria, è l'inizio della scelta della Sardegna come setting, e siamo a un anno, anzi siamo nell'anno in cui prende contatto con De Gubernatis. Apriamo una parentesina. De Gubernatis, tra le varie riviste che fonda, Natura e Arte, a cui Grazia Deledda collabora egregiamente, fonda anche una rivista delle tradizioni popolari. Normalmente a scuola noi raccontiamo che l'Italia investe per omogeneizzare ciò che era disomogeneo da un punto di vista linguistico, culturale, eccetera. Non è esatto, perché il governo italiano investe per rendere un po' più italiani gli italiani, attraverso la lingua, la scuola, eccetera, ma investe anche per favorire la conoscenza reciproca delle varie culture regionali che ormai erano secolari. E allora De Gubernatis è uno strumento per questa messa a disposizione delle abitudini regionali, e lo fa su diverse regioni. L'aveva già chiesto alla nostra scrittrice di occuparsi lei della Sardegna a 20 anni. E Grazia Deledda produrrà, uscirà nel 94 a puntate, poi nel 96 in volume, Le tradizioni popolari di Nuoro, che gli antropologi, 1896, che i colleghi antropologi di oggi ritengono un trattato demologico affidabile. È ben fatto. Non so se immaginiamo la distanza che c'è tra l'antropologia e la demologia di quel tempo, siamo in epoca di antropologia positivista, e i paradigmi dell'antropologia nostra contemporanea, una distanza allucinante. Ciò nonostante, le ricerche sul campo che fa questa ragazza in condizioni rocambolesche, potete immaginare gli spostamenti interni alla Barbagia, anche le difficoltà varie per raccogliere la documentazione, eccetera, un documento ancora affidabile. Quindi nel 1891 lei, per questa serie di ragioni, sa che la Sardegna è interessante, come sono interessanti tutte le aree periferiche di questa nuova Italia neoformata e ancora giovine, diciamo così. E che operazione fa qua? Negli altri romanzi lei immaginava una società divisa in 3 fasce: aristocrazia, borghesia e popolo, diciamo così. Anche in Fior di Sardegna inserisce l'aristocrazia, ma la neutralizza, perché si è accorta che per descrivere i luoghi che conosceva doveva avere in mente una società bipartita, come l'ha descritta benissimo Cirese quando se ne è occupato. Diceva: in Sardegna, tolte le 2 città dove c'era pure una nobiltà, diciamo, in Sardegna ci sono 2 classi, la cui distanza non è molto ampia. E dice: perché non è molto ampia la distanza tra queste 2 classi sociali? Perché i possidenti, i proprietari e gli agricoltori e i pastori conducevano grosso modo la stessa vita. I possidenti erano lavoratori anche loro erano in campagna, anche loro si spostavano, e non c'era lo stacco che si vedeva nelle città polarizzato tra l'aristocrazia e il popolo. E Grazia Deledda questo lo intuisce, quindi inserisce questa figura di Marco Ferragna, che è un aristocratico di Sassari,
ma è come se lo neutralizzasse, diciamo così, riuscendo bene ad occuparsi delle abitudini di questo paese X che funziona in modo plausibile. Anche qui chi è la protagonista? Una donna. Tu hai detto benissimo nella tua introduzione. Questa è una novità assoluta. Grazia Deledda, in larga parte dei suoi capolavori, adesso non siamo ancora arrivati ai capolavori, ma in larga parte dei suoi romanzi e dei suoi capolavori ha come protagoniste le donne che hanno il libero arbitrio, anche nei momenti in cui è innamorata dell'antropologia positiva. L'antropologia positivista e anche la giurisprudenza positivista riteneva che nel delitto non ci fosse il libero arbitrio, perché in fondo era troppo più importante misurare il destino sociale degli individui sulla base degli antenati, della potenzialità delittuosa degli antenati. Cioè, in sostanza, siamo determinati da ciò che c'è stato prima di noi, geneticamente parlando. E Grazia Deledda, entro il Novecento, ma poi anche con ritorni nei primi decenni del Novecento, entro quelle date era innamorata di quei modelli, come erano innamorati di quei modelli tanti intellettuali europei. Pensate a Verga che riproduce quei modelli, diciamo così, pensate appunto ai francesi, cioè, che riproducono quei modelli. E allora era innamorata dei modelli positivi. Se uno va a osservare bene, io su questo ho scritto un saggio, se uno va a guardare bene, i personaggi maschili di quella stagione in cui lei vuole ritrarre figure compatibili con i modelli giuridici positivisti, cioè creature tarate dal male, obbligate al male per ragioni genetiche, tutti i maschi in quella stagione sono in una condizione etologica, cioè non possono decidere di sottrarsi al destino sociale che spetta loro, mentre le figure femminili sono dotate di libero arbitrio, cosa proibita da quei modelli. E c'è anche un trattato degli anni in cui Grazia Deledda scrive, che si chiama La donna delinquente, dove si nega che la donna possa decidere qualche cosa, intanto perché è debole fisicamente e psicologicamente. Deledda solo per le figure femminili fa uno scarto rispetto al modello. E qui anche in Fior di Sardegna la protagonista, guarda caso, anzi sono due cugine, un doppio, tutte e due si chiamano Maura, che si danno un passaggio di consegne, sono tutte e due donne e sono tutte e due a monte di tutte le azioni del romanzo. Le innescano, le governano, abbandonano fidanzati perché non vanno più bene, ne scelgono altri. È impensabile nella letteratura italiana coeva trovare creature femminili di questo tipo. Ciò nonostante, tra parentesi, mi preme dire che Grazia Deledda non aveva simpatia per i movimenti delle donne del tempo. I movimenti delle femministi, possiamo definirli perché così si autodefinivano, del tempo, degli ultimi decenni dell'Ottocento, avevano soprattutto come obiettivo quello del suffragio femminile, censitario però. Non è che ambissero a quello universale, perché non c'era manco quello maschile universale. Censitario, e quindi premevano soprattutto perché almeno le donne benestanti quanto i maschi che potevano votare, votava il 2% della popolazione negli anni 80 dell'Ottocento, perché almeno censitario. Allora Grazia Deledda entra in contatto con questi movimenti anche perché il suo secondo fidanzato dopo il gigante biondo, dopo Stanis Manca, che era Andrea Pirodda, era un intellettuale, questo Andrea Pirodda, molto moderno e probabilmente, adesso non ve lo so dire con certezza, lasciatemelo però intuire, probabilmente era vicino a correnti mazziniane, che erano le uniche correnti del pensiero liberale che non facevano distinzione tra maschi e femmine, quindi erano l'unica componente del mondo liberale che non aveva problemi a immaginare un suffragio universale totale, perché non distingueva per genere, perché la questione era la persona.
e tutto il resto non contava, tutti gli altri ridevano invece ogni volta che c'era una proposta parlamentare. Allora Pirodda era un po' femminista e lei no, neanche lontanamente. Ci sono due episodi, uno del 1911 quando lei viene intervistata dal gruppo di Mesagne, delle femministe di Mesagne, per un'intervista che poi finirà sulla nuova antologia nel 1911. Le chiedono che cosa lo chiedono a molti intellettuali di rilievo enorme. Cosa pensa lei del femminismo? Chiedono a Deledda e Deledda dice però io sono una scrittrice, non mi occupo di queste cose, scrivo romanzi. Per poter rispondere alla vostra domanda dovrei essere anche economista, sociologa, eccetera. Certo, dice in coda, certo trovo giusto che la donna studi, pensi e lavori, che è già qualche cosa, ma guardate bene che è il singolare collettivo che usa, non usa il plurale. Certo che la donna vuol dire le donne, certo, assolutamente, ma lo stesso modulo lo utilizza un'altra scrittrice del tempo, anche lei diciamo così distante dai movimenti di emancipazione più avanzati, e usa sempre il termine la donna. Certo che è collettivo, ma quel tic del singolare collettivo ci fa pensare che non fosse, anche il distacco con cui risponde ci fa pensare che non fosse proprio un attivista. Ma noi abbiamo anche delle testimonianze precoci. Proprio a Pirodda nel 91, nel 92, proprio in questa stagione, Pirodda le chiede che cosa pensi dei movimenti delle donne e lei risponde, anche spalancando orizzonti un po' pruriginosi e un po' forse seducendolo ancora una volta, perché dice: caro Andrea, a me del femminismo interessa un fico secco, è letterale la citazione. Se tu venissi qui ti farei vedere cosa penso del femminismo. E chiusa la partita, tanto più che con Andrea aveva a che fare con uno molto impegnato su quel fronte, un maschio molto impegnato su quel fronte. E poi abbiamo testimonianze anche ulteriori. Quindi lei, diciamo così, sul piano teorico non prende posizioni femministe, non le prende sul piano teorico, ma, come annunciavi tu Luciana, è proprio con la sua biografia che compie dei gesti che hanno per noi valore simbolico, con la sua biografia emancipata, determinata, libera, singolare, con la sua biografia compie una parabola che possiamo definire nei termini nostri, diciamo così, dei nostri modelli contemporanei, e poi lo fa, fatto ancora più importante e più impattante sulle generazioni, con la letteratura. Quando tu racconti per decenni di ragazze che giovani decidono della loro sorte e abbandonano i compagni tutte le volte che non va bene, e che scelgono di lavorare in un settore e che scelgono che cosa devono fare nelle loro giornate, insomma lì davvero si sta compiendo un'operazione culturale davvero oltranzista e molto più impattante rispetto a quello che potrebbe fare una dichiarazione sul Corriere della Sera. Io mi fermerei per il momento qua e poi altre 3 orette dopo quando chiacchieriamo. Grazie, vostra pazienza. Proseguiamo con un nuovo brano di Tiziana Loi, un preludio in do maggiore di Bach.
anni e ripetevo la quarta classe elementare. Non perché fossi stata bocciata, ma perché nella mia allora piccola città di Nuoro non c'erano altre classi di scuole femminili. Finito di ripetere la quarta elementare, finiti i miei studi. E forse anche la carriera di scrittrice. Ma ecco, in ottobre arriva un nuovo professore di italiano. Arriva con un baule di libri e va ad abitare in casa di mia zia Paolina, di rimpetto a casa nostra. Così si fece amicizia e mio padre pensò di mandarmi a prendere qualche lezione di italiano dal benevolo professore. Un giorno, dopo aver letto un mio componimento, egli batté sul foglietto il dito bianco e scarno, dicendo come a se stesso: questo si potrebbe anche pubblicare. Freddezza esteriore, però, da parte della scolara. Dentro un subbuglio di orgoglio e di ambizione, di sogni. Un bel giorno, cioè una notte, il professore sparì senza far più ritorno. Però, onestamente, lasciò i suoi libri. E su questi libri, un po' per volta emigrati a casa mia, io continuai sola ad inoltrarmi nella meravigliosa selva fiorita dell'arte poetica. Leggevo e scrivevo di nascosto. Di nascosto mandai una prima novella a un giornale di Roma. Il mio nome stampato mi dava come un senso di allucinazione. E che critiche! Una mattina ricevo una larga busta con dentro un foglio di carta protocollo scritto minutamente e non firmato. Era una solenne stroncatura alle cose da me pubblicate. Si disse che la critica feroce era opera di una donna. Io però avevo l'impressione che fosse stata scritta da un uomo che viveva in una strana vita solitaria, di studioso, di poeta, del quale tutti però conoscevano ed apprezzavano l'ingegno. E il dubbio mi avviliva tanto che smisi di scrivere. Un giorno, invece, bello e memorabile anche questo, ricevo un sonetto dello stesso poeta, che forse aveva voluto rendere un atto di giustizia alla povera maltrattata Grazietta. Eccolo qui, scolpito nella lapide della mia memoria. Tu, dell'ingegno figlia benedetta, non sogni lo svanir delle viole, ma forte e ardente come la vendetta hai l'impeto dell'odio e le parole. Su, in alto, ove la palma che ti aspetta, su nell'immenso azzurro che ti vuole, vola, e selvaggia libera Aquiletta ti sublima oltre i monti e affisa il sole. Noi seguiamo i tuoi voli, in alto, in alto, in alto, l'ali tue sbatti e dilata, dà al cielo e alle folgori l'assalto. Vola, Aquiletta, vola, finché amore non ti richiami al nido dove sei nata, e l'ardor della mente avrai nel cuore. Il poeta si chiamava Giovanni Antonio Murru e l'Aquiletta riprese la penna. Dico solo una cosa, che questo documento, grazie a Deledda, questa ricostruzione autobiografica la fa nel 1930, invitata da persone a dire come hai esordito, aveva invitato tanti scrittori, la fa nel 30, quindi la stroncatura di Giovanni Antonio Murru e poi anche l'elogio, lei lo racconta però anche negli anni 90, Andrea Pirodda, dicendo: sai che quel Murru quello che mi aveva stroncato per i miei primi racconti, adesso lui e i suoi amici pendono dalle mie labbra. Già nel 92, qui non lo racconta, ma Murru era un bravo poeta che scriveva in italiano e in sardo. Sì. Però insomma è relativo. Allora, no. Però sì, dico, è del 30, però è relativo, insomma, è un'opera di ricostruzione relativa al periodo che a noi interessa, per cui era interessante anche vedere quali voci l'avessero così stroncata.
in quegli esordi letterari. Allora, buonasera a tutti, vi saluto e vi ringrazio tutti i partecipanti, voi il pubblico, Luciana per l'organizzazione, il comune di Selargius, Rita per le letture e la maestra Lui per l'accompagnamento musicale. È una serata importante perché si celebra una scrittrice importante, non solo per l'isola, ed è una serata importante anche per me perché da un po' di tempo ormai mi occupo di Grazia Deledda e in particolar modo nell'ultimo anno ho intensificato questi studi in vista del dottorato di ricerca che attualmente, come diceva Luciana, svolgo all'estero. Nel mio intervento di questa sera racconterò appunto i primi passi della giovane scrittrice attraverso alcune novelle d'esordio, poi sconfinanti nel ritratto di Cosima. Sapete appunto essere Cosima, l'ultimo romanzo pubblicato postumo di Grazia Deledda. La scelta nasce sicuramente dal fascino che scaturisce dalla lettura di questa materia novellistica, ma anche dal fatto che poi la critica non si sia tanto occupata di questo nucleo narrativo. Ad oggi infatti gli studiosi che si sono occupati della produzione cioè del periodo nuorese si sono maggiormente orientati verso un'altra parte della produzione, e tutti coloro invece che hanno voluto seguire linee di ricerca riconducibili sul piano narrativo alla figura dell'Ediana si sono chiaramente orientati principalmente su Cosima. In realtà, specie per chi voglia seguire e riflettere su come si articoli la cosiddetta scrittura del sé nel caso di Grazia Deledda, non potrà fare a meno di partire dalla prima triade novellistica che la giovane autrice raccolse nella sua prima raccolta intitolata Nell'azzurro. Triade appunto solitamente liquidata come giovanile acerbo esercizio letterario. Gli aggettivi in questione, attraverso questi aggettivi non cadiamo certo in errore, perché capaci di definire la questione in termini di verità oggettiva. Si tratta di novelle proprie del periodo giovanile e si tratta comunque di novelle con tutti i limiti del caso in termini di resa espressiva. Eppure aggettivi fuorvianti perché carichi di sfumature banalizzanti e riduttive. Nello specifico andremo a vedere 3 novelle, rapidamente: Vita Silvana, Memorie infantili e La casa paterna, che vennero pubblicate per i tipi trevisini nel 1890 e che insieme ad altri 2 racconti dal titolo Sulla montagna e una terribile notte, come anticipato, sono rintracciabili nella raccolta Nell'azzurro. Giovanna Cerina, nell'introdurre questo volumetto d'esordio, farà notare come esso rimandi a temi e tonalità proprie dei romanzi d'appendice che si pubblicavano nelle riviste femminili. Volumetto dunque destinato ad un pubblico giovane e segue la studiosa tutto sommato insignificante per la banalità dei temi e dell'esposizione. La stessa studiosa però, fatte queste considerazioni, immediatamente in qualche misura ne ribalta la portata e ci indica l'utilità dei racconti in questione per sorprendere, dice, i primi passi, le fantasticherie e i sogni della scrittrice esordiente. Utili dunque questi racconti per la messa a fuoco in dettaglio del periodo nuorese durante il quale chiaramente ebbe modo di formarsi l'arte delediana. In queste prime novelle, e cito ancora Cerina, andremo incontro a svariate forme, moduli colti e moduli popolari, il viaggio, il frammento, la forma diaristica, la struttura composita del romanzo alessandrino, con tanto di avventure, rapimenti e agnizioni, l'avventura, la beffa, la fiaba e la leggenda, l'aneddoto e il bozzetto. Tale e la vastità ci aiutano a comprendere questi studi del tirocinio delediano in un momento di grande fermento per il suo apprendistato creativo. Un momento di giovane di acceso sperimentalismo per Grazia, che legge avidamente e cerca di acquisire competenze espressive, cerca di misurarsi con altre esperienze narrative da un punto di vista sia tematico che formale. Un periodo questo, insiste ancora Cerina, che si caratterizza per ingenua improntitudine, con l'entusiasmo di una giovane provinciale e autodidatta che ha ereditato però da un ambiente di lunga tradizione orale l'istinto e il fascino di antichi narratori. Così la Deledda si esercita in queste prime novelle nell'intreccio di Vita Silvana, una novella che racconta di Cicitella.
Rapita in tenera età, cresciuta dal solitario pastore zio Bastiano, ma destinata con tanto di ambizione finale a ritrovare il suo vero padre. E si esercita dunque nella costruzione di un narrato al quale tenta di conferire chiaramente solidità formale. Un narrato che però tradisce immediatamente, e dirà bene la Wagner, studiosa viennese anche di letteratura sarda, tradisce un'anticipazione sognata del proprio destino. Perché? Perché nelle ultime pagine della novella, che raccontano del momento in cui la protagonista va incontro a una nuova vita, abbandona l'isola per raggiungere Roma in compagnia del ritrovato padre, la narratrice si esprime in questi termini, o meglio, la voce narrante si fa veicolo del tradimento in questione e dice: «Siamo bell'essere felicissimi in viaggio verso una terra divina, fatta meravigliosa da Dio e dagli uomini, ma fa sempre impressione, desta nell'anima una desolata malinconia il dire addio alla povera, deserta e solitaria terra ove sia passata l'infanzia». E noi ben sappiamo che anche Grazia lasciò l'isola per raggiungere Roma e i suoi sogni di gloria letteraria quando andò in sposa appunto a suo marito Palmiro Madesani. Il registro però cambia nelle due novelle che stanno al centro del nostro discorso, nei due soliloqui delle memorie infantili e della visita alla casa paterna. Da una parte Maria e i suoi frammenti legati alle impressioni dell'infanzia e dall'altra Iole, che si appresta a raggiungere la sua isola natia e la sua prima casa. Due protagoniste dunque, Maria e Iole, sulle quali, come nel caso di Cicitella, si proietta in qualche misura la figura di Grazia Deledda. Questa volta però non secondo anticipazione del proprio destino, ma più nitidamente nei meandri di un passato che, in quanto capace di performare il presente, necessita di essere metabolizzato attraverso la scrittura. Merita dunque di essere fissato nel supporto materiale del libro, per quanto affidato all'edificazione del mondo finzionale e letterario abitato dalle protagoniste. L'unico mondo possibile, sa bene Grazia, che in quel momento può essere consegnato al lettore in questo suo presente di aspirante scrittrice. Questi ricordi, dice Maria nelle sue memorie, spesso agitano la mente nelle ore di veglia notturna, fra i misteriosi luccichi della luna che sorge sul profilo della montagna. La stessa luna che illumina fantasticamente il mondo di Cicitella e la finestra della piccola Iole intenta a meditare un bozzetto. In questo futuro del ritorno, la Iole della casa paterna sembra venuta dall'altro mondo e ormai cresciuta, tutta questa sua vita trascorsa le sembra nient'altro che un sogno e un'immaginazione. Non più adulta, però, nella sua casa paterna, a un certo punto ritornerà fanciulla e per questa via ritroverà se stessa. 1000 fantasmi e 1000 figurine danzano intorno a lei e con dolcezza le sussurrano: «Siamo Iole, la piccola Iole, Iole che visse tanti anni felice in questa cameretta azzurra e profumata». Ecco, seppur brevemente semplificata, la possibilità di sorprendere nella giovane Deledda una formidabile e geniale osservatrice, la cui arte fiorisce, come abbiamo visto, nel tentativo di ritrarre il vero, ricorrendo anche a quel passetto ideale che in parte suggerisce le ragioni di questi suoi primi sogni d'evasione attraverso la scrittura. Tutto ciò che plasma in materia letteraria del resto le appartiene intimamente. E non a caso, mentre narra Vita Silvana, congeda la bionda, piccola lettrice, dicendo: «Ogni anno Cicitella, alta, elegante e bellissima, viene nel Logudoro e visita le nostre valli, le nostre montagne, i nostri villaggi, prega nelle piccole chiese dei nostri monti, canta i nostri stornelli, parla il nostro dialetto, suona le leoneddas e chiama la Sardegna il mio paese». Tutto ciò che le occorre quindi per consacrare il suo farsi scrittrice non può prescindere anche dalla magia e dal mistero dell'infanzia, i cui segni sembrano appartenere a una sorta di geroglifico orientale. Segni che l'anima, la mente e il cuore però intendono nitidamente e che insieme concorrono nella finzione e nella realtà del libro a rivelarle la sua arte nell'atto stesso del concreto materializzarsi. Se in queste novelle, dunque, non dominano moduli palesemente autobiografici, non c'è una schietta autobiografia, dobbiamo dire, è giusto dichiarare, che in alcuni passi il grado di approssimazione al dato reale è molto elevato. Accade soprattutto in questa triade nella casa paterna, minutamente descritta, dove Grazia rilegge, scrivendo, anche alcuni accadimenti del suo passato più recente, e lo fa attraverso Iole, il suo personaggio che rimbalza in un futuro più lontano. Sceglie dunque una prospettiva ben precisa. Vengono a 100 altre memorie, dice la voce narrante, che sarebbe troppo lungo a narrare.
Avevo pubblicato i miei primi lavori, i miei primi bozzetti a 15 anni. Prima di vedere il mio nome stampato, fulgidi sogni, larve dai mantelli di raso incoronati di fiori avevano popolato la mia mente. Erano i fantasmi della gloria. Figuratevi dunque il mio dolore, la mia rabbia, la mia delusione, quando nella mia città natia i miei primi lavori furono accolti in una scoraggiante guisa e mi valsero le risa, la maldicenza, la censura di tutti e specialmente delle donne. Fu un terribile colpo per me. Piansi e mi pentii di questo passo e confusa, scoraggiata, delusa, decisi di non scrivere mai più. Tutto questo e molto altro noi ritroveremmo in Cosima, l'ultima opera dell'Ediana che viene generalmente classificata in qualità di autobiografia romanzata. Un testo dove dunque Grazia Deledda scrive ancora di sé, dopo le prime novelle che abbiamo visto ed altre che ha pubblicato nelle successive raccolte, come I primi passi, Racconti a Grace, Elzeviro d'urgenza e dopo anche altri romanzi come Il paese del vento, nei quali gli elementi biografici serpeggiano in maniera, insomma, diciamo carsica, nella materia del narrato. È un testo, dicevamo, Cosima, dove l'autrice si maschera attraverso l'uso della terza persona narrante e presenta non a caso la piccola Cosima, la piccola protagonista, con delle parole che meritano una speciale attenzione. Tutto del resto è straordinario per lei, pare venuta da un mondo diverso da quello dove vive e la sua fantasia è piena di ricordi confusi di quel mondo di sogno, mentre la realtà di questo non le dispiace se la guarda a modo suo, cioè anch'essa coi colori della fantasia. Il tentativo in Cosima non consisterà banalmente in un'opera di ricostruzione memoriale, quanto nello sfruttare l'azione corrosiva della scrittura. Nuovamente Deledda provvederà a scrivere un romanzo, provvederà a edificare un mondo possibile da consegnare ai lettori e sceglierà la finzione per poter plasmare, modellare, simulare e rappresentare non tanto quel passato ideale che concorreva a giustificare i suoi sogni d'evasione delle prime novelle, ma un'esistenza destinata a travalicare la misura stabilita. Nella Nuoro di fine Ottocento il tempo di una giovane ragazza è scandito da ritmi molto precisi, secondo diffusa consuetudine, e ritmi che non prevedono certo strani sogni di gloria letteraria. I confini sono netti, invalicabili, ma Cosima per esistere non basta. Tutto questo non basta, questa sua realtà non le basta e a Grazia, scrittrice ormai matura, ormai affermata, occorre una dichiarazione di esistenza che sia in qualche modo più vera. In opera di finzione, dunque, figurerà con la mente il personaggio di Cosima e allargherà le pareti domestiche perché nulla di questa sua età mitica, che tra l'altro non coincide perfettamente, anzi non coinciderà per nulla con una vera e propria età dell'oro, venga perduto o disperso. Il portoncino della sua casa è solido, fermato con un grosso gancio di ferro e presenta un battente, un catenaccio, una serratura con la chiave grande come quella di un castello e in qualche modo una prigione. La casa di Cosima. Oltre le finestre che circondano questo spazio, il verde dell'orto e l'azzurro dei monti si aprono a uno sconfinato orizzonte, al miraggio appunto di altri mondi. Ogni minimo dettaglio è fissato nella scrittura, lo spazio domestico è descritto minuziosamente come nella casa paterna, così i ritratti di coloro che lo abitano e la vita familiare di Cosima. Una vita travagliata, una realtà travagliata che immediatamente viene presentata come agitata da una vita anteriore che si desta nel subconsciente della protagonista attraverso la figura della nonna. Una vita avvolta da un'atmosfera di sogno che fa lievitare Cosima al di sopra di essa. Fin dall'età di 14 anni era una specie di ribelle a tutte le abitudini, le tradizioni, gli usi della famiglia e anzi della razza, poiché si era messa a scrivere versi e novelle e tutti cominciarono a guardarla con una certa stupida diffidenza, se non pure a sbeffeggiarla e prevedere per lei un quasi losco avvenire. E dunque alla nostra Cosima salta nella testa, chiusa ma ardita, di mandare una novella al giornale di mode, con una letterina piena di graziose esibizioni, come per esempio la sommaria di pittura della sua vita, del suo ambiente e delle sue aspirazioni, e soprattutto conforti e prodi promesse per il suo avvenire letterario. Cosima è sicura di sé, ambiziosa, determinata a proseguire dritta per quella strada che Dio stesso ha tracciato per lei. Ma come è noto dalla storia biografica della Deledda e dal passo anche della novella alla casa paterna, i suoi esordi nel mondo dell'arte causarono malumori e maldicenze nell'ambiente da cui era circondata e presto arrivarono anche le prime feroci critiche.
Il romanzo, la novella, persino un timido racconto per bambini pubblicato in una rivistina per ragazzi, tutto è stroncato e non con debole malizia, ma a vigorosi colpi di accetta, tutto con logica, con coscienza, tutto ridotto a schegge buone, conclude il critico, per accendere il fuoco del forno dove la madre di Cosima cuoce il pane. Torni la piccola grafomane nel limite dell'orticello paterno a coltivare i garofani alla madreselva. Torni a fare la calza, a crescere, ad aspettare un buon marito, a prepararsi ad un avvenire sano di affetti familiari e di maternità. Cosima piange di rabbia, di umiliazione, piange, ma in fondo si sente tutta scossa, ha coscienza di aver sbagliato strada, decide di ritornare davvero al chiuso esilio del suo vero destino. Eppure d'un tratto la fortuna cambiò volto, perché la figura di Cosima balzò sull'orizzonte letterario, circonfusa da un'aureola quasi di mistero, mistero creato dalla lontananza di lei e della sua terra, dalle vaghe notizie della sua vita quasi selvatica, ma soprattutto dalla forza ingenua e nello stesso tempo vigorosa del suo racconto, dalla sua prosa sorretta e primitiva eppure efficace e dall'evidenza dei suoi personaggi. D'un colpo ella divenne celebre, giornali e riviste le domandano novelle e l'editore finalmente manda denari. Ecco che nonostante gli evidenti punti di tangenza rispetto al dato reale, come nel caso della triade novellistica dalla quale siamo partiti, ciò che risulta dominante, però dobbiamo dirlo, è la configurazione artistica della materia narrata. Configurazione che Deledda rivendica secondo una certa direzione nelle prime novelle, ma che in Cosima assume connotazioni diverse seppur complementari. In questo capitolo finale della sua vita sembra infatti avvertire primariamente la necessità di decostruire la trama del passato per poter fare spazio al sogno. Deve spingere più in là, deve spostare il confine della sua realtà. Perché solo spostandolo, per poi includerlo nell'unico ritratto del vero possibile, raggiungerà la nitidezza che senti di dover fissare sulla pagina. Lo stesso confine va da sé, reca in sé appunto doppia valenza, se pensiamo poi al volo di Grazia oltre Nuoro, oltre la sua isola, oltre il mare, e che Cosima istintivamente presagiva. Roma era la sua meta, lo sentiva. Non sapeva ancora come sarebbe riuscita ad andarci, non c'era nessuna speranza, nessuna probabilità, non l'illusione di un matrimonio che l'avrebbe condotta laggiù, eppure sentiva che ci sarebbe andata. Insiste Grazia quando scrive questo romanzo, insiste sulle facoltà del fantasticare, sulle evidenze del visibile che si palesano concretamente nel mondo di Cosima anche quando trasognate. Il mistero che vive in lei, proveniente da una vita anteriore che le rimescola un mondo atavico, avventuroso e fiabesco, circondato dai racconti favolosi dei servi e da una natura che in tutte le sue forme le appare straordinaria, rappresenta infatti ciò che oltre la misura stabilita sposta il confine della sua realtà. Mistero e sogno vengono ora nominati, sono segni fatti verbo e parola, segni che diventano verbo e parola e capaci dunque di restituire alla storia di chi scrive la sua essenza di verità. Una svolta decisiva dunque nel definire proprio i contorni di quelle evasioni che durante la giovinezza allargarono i confini della giovane ragazza di provincia aspirante scrittrice. In assenza di questo spazio simbolicamente deputato ad immettere nel reale il sogno che non l'abbandonò mai più, la stessa storia ne sarebbe risultata mutilata e deformata. Nella prima triade novellistica, come abbiamo visto in Cosima, dunque la Deledda evita di proposito in svariati modi che il narrato coincida perfettamente col suo vissuto. La solitudine dei primi passi nel mondo dell'arte è del resto la scoperta di uno spazio dove solo sembra possibile per la giovane Grazia prendere coscienza di se stessa. Ecco che la scrittura, a questo punto, si traduce in dichiarazioni di esistenza, in questo angolo apartato e privato dove non esistono misure e confini stabiliti, ma che neppure sembra contrapporsi al fuori del reale, quanto piuttosto diluirsi in esso per completarne il senso. Vorrei concludere con una suggestiva immagine dalla casa paterna per viva voce di chi scrive. È Grazia che vede se stessa in un futuro più lontano. Non mi metto una volta davanti a un tavolino da scrivere senza ricordarmi quel tavolino ove scrissi le mie prime lettere, ove schizzai tante figurine e tanti paesetti, ove finalmente scrissi le mie prime novelle. Caro e benedetto tavolino, allorché mi assidevo innanzi a te scordavo tutto il resto del mondo che mi circondava. Tu eri il mio confidente, il mio ispiratore, il mio compagno di studio e di lavoro, ed io t'amavo come un amico d'infanzia, come un essere vivente. Sparito anche tu. Dove sei? Non narrare a nessuno gli arcani, i dolori, le gioie e le fantasie che un tempo ti confidai. Sveleresti tutti i segreti del mio cuore, tutta la mia vita di bambina e di fanciulla.
Grazie. Dopo i racconti facesse... Brava. Bello. Grazia Deledda riceve il premio Nobel. Attraverso la mia opera letteraria, il quadro della mia vita può sembrare vasto e pieno di vicende. A volte pare anche a me una leggenda. E appunto, come un'antica tradizione, vorrei che oggi le mie parole arrivassero al popolo italiano e soprattutto alle sue donne. Dunque, racconterò di me cose popolari, come vogliono oggi il genio e il gusto della nostra patria. Sono nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere a 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puliscilo ancora. Se va per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile miraggio del mondo e soprattutto di Roma. E a Roma, dopo il fulgore della giovinezza, mi costruii una casa mia, dove vivo tranquilla col mio compagno di vita ad ascoltare le ardenti parole dei miei giovani figli. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma anche, sopra ogni fortuna, la fede nella vita e in Dio. Grazia Deledda. Ascoltiamo adesso il terzo brano eseguito da Tiziana Loi, Romanza di Krumholtz.
Bene, dottor Caucci, ci sono domande da parte del pubblico? Altrimenti potresti avviare alle conclusioni. Oh, bello. No, no, per una serie di ragioni. Allora, una è di ordine culturale, diciamo così. Noi siamo portati a immaginare il femminismo nella declinazione che prende negli anni 70. E quindi quella declinazione noi la spostiamo nel tempo e immaginiamo che qualunque femminismo avesse lo stesso tipo di rivendicazione, lo stesso tipo di comportamento rivendicativo. In realtà c'erano delle correnti, diciamo così, femministe di marca liberale che immaginavano che le conquiste si potessero ottenere senza conflitti di gruppi, diciamo così, senza che ci fosse un gruppo a monte della rivendicazione. Questo rende tutto più complicato, perché se il nodo è, come crede il pensiero liberale, la dignità dell'individuo, la questione di genere diventa immediatamente secondaria. Per questo lei risponde: trovo giusto che la donna pensi, perché la questione di genere, la questione dell'individuo per lei era centrale. Noi sappiamo che con battaglia del genere non si va da nessuna parte, perché alcuni individui emergono e la grande platea di chi non si può difendere, di chi non può combattere, difficilmente ottiene dei risultati. Quindi c'è anche non è contraddittorio. E poi appunto dobbiamo immaginare che in Italia, anche allora il paese era molto in ritardo su queste conquiste, diciamo così, di segmenti della società, non solo delle donne, ma anche di molti altri segmenti della società che avrebbero voluto migliorare le proprie condizioni. Pensate al mondo operaio, eccetera. Quindi no, non è affatto contraddittorio. Lei percepisce un ritardo in quel settore, poi è infastidita, diciamocelo, lo sappiamo da documenti degli anni '20, è infastidita come molte altre donne dal clamore dei gruppi, dal movimentismo, era un po' snob, ecco, rispetto alle manifestazioni. E poi appunto, ripeto, anche se sul piano teorico ci sono queste affermazioni, per noi è importante quello che ci lascia, cioè sul piano simbolico una vita, diciamo così, a legendary life, come ha titolato un suo libro una collega statunitense, un libro di letteratura dove però dice a legendary life, dove però insiste sulla vita, perché nel nostro immaginario davvero questa ha un valore simbolico importante. E poi le sue eroine sono uno splendore da questo punto di vista, dicono molto di più di quello che può dire un discorso teorico, ecco. E tra l'altro c'era anche una giovane poetessa, una poetessa, la Mundula, la Mundula, che viveva a Roma, era molto più giovane, di una generazione più giovane fa parte dei Crespellani, insomma, di quella famiglia che ha espresso il primo sindaco di Cagliari, eccetera, il presidente della regione, il primo presidente della regione post-guerra. E con la Mundula viveva a Roma e collaborava con Il Tempo, e nel 1911 ancora si accorge che la scrittura di Grazia Deledda era caratterizzata da questi personaggi femminili assolutamente eccezionali, e quindi pubblica una serie di puntate sul Tempo, sono bellissime da leggere, dove lei fa lo screening dei personaggi femminili di Deledda, chiamandoli personaggi modernissimi. Anche questa Mundula veniva da una famiglia di donne colte, emancipate, che faranno grandi carriere e ancora oggi sono operative, sono splendide anche le discendenti di questa poetessa.
grande domanda. Cioè, qual era internet, diciamo così, di quei tempi? Allora, le riviste, è interessante il discorso sulle riviste, perché le riviste hanno anche lì un potere simbolico impressionante, perché simulano dentro uno spazio virtuale, che è quello delle riviste, dentro le rubriche delle riviste, e ci sono personaggi che vengono dalle varie regioni d'Italia. E quindi ci sono scritture che vengono dalle varie regioni d'Italia, e quindi ci sono le culture, le diverse culture d'Italia agglutinano, diciamo così, per usare una metafora, tutte dentro lo stesso spazio, è come se abitassero davvero nello stesso posto. Quindi quello è il luogo davvero di una compresenza reale in uno spazio virtuale. E poi le lettere. E per noi è impressionante vedere la quantità di lettere che scrive Grazia Deledda, come tutti i suoi contemporanei, D'Annunzio, eccetera, eccetera. E la quantità di lettere che scrive e come le usa, proprio come le confeziona retoricamente per avvicinare il lettore. Già dall'epoca, già Cicerone lo diceva, che le lettere simulano una compresenza, diciamo così. Ma appunto, sapendo questo, questi scrittori le usano davvero per costruire rapporti che sembrano di quelli da vicino che costruiamo noi tutti i giorni. Adesso qui lo chiamava illustrissimo signore nel 92 De Gubernatis, illustrissimo signore, ma di lì a poco ci sarà una confidenza spaziale sino, diciamo così, a velati corteggiamenti, insomma diventa una intimità tra i due, una confidenza tra i due che è difficile immaginarli lontani fisicamente. E così è con Epaminonda Provaglio, con Andrea Pirodda. Le lettere sono, soprattutto le lettere, anche più delle riviste, sono diciamo il wifi che dà un'impressione di vicinanza alle varie eterogenee, molto eterogenee allora culture che componevano questa nuova creatura politica che era l'Italia, questa nuova creazione politica che era l'Italia degli anni 80, degli anni 90, ma anche dei primi decenni del Novecento, perché insomma è traballosa Oiburu, pensate a quell'altezza cronologica. Vuoi dire qualcosa su questo? No, hai detto, mi sembra abbastanza completa come risposta, per cui va bene. No, e comunque io a Laura volevo fare i complimenti per come a Laura e a Rita, per come hanno ordinato le lettere. C'è prima il contatto importante con De Gubernatis e nel finale appunto il discorso sul Nobel, che è bellissimo, cioè è commovente adesso col senno di poi, ma anche immaginare quel finale dove mette in ordine le cose, ho una grande fede nella vita. Guardate com'è ancora lì, mancano 9 anni, era già malata probabilmente quando va a ritirare il Nobel, aveva un tumore al seno che compare poi anche nella Chiesa della Solitudine, un romanzo dove c'è... di questo romanzo ho sentito parlare una oncologa che si occupa di questioni di genere di Cagliari, e dice che davvero in quel romanzo è rappresentato, che quello è un romanzo da lei, che le donne dovrebbero leggere, ma allora era una sentenza di morte, lei ciò nonostante è pazzesca, comunque mette in ordine la fede nella vita e poi la fede in Dio. Allora, c'è una drammatica questione di genere anche nella ricezione della letteratura, ovviamente. È una drammatica questione di genere, allucinante. Lei è la più grande scrittrice italiana, almeno tra 8 e 900. Prima è difficile rintracciare una figura femminile che scrivesse questa quantità di capolavori e questa quantità di letteratura, ma se voi immaginate che Verga è nei nostri programmi, è certo una figura monumentale perché è direttamente collegata con i movimenti francesi, di cui produce una flessione tutta nostra,
il che ci inorgoglisce, ma Verga è autore di circa 5 romanzi, adesso non vorrei sbagliare il conto, tra i quali la nostra scuola ne seleziona 2. E sono i 2 capolavori, perché si dice tutto il resto è ancora un po' tributario del romanticismo, eccetera, eccetera. Allora, 2. Adesso sono 2 capolavori pazzeschi, per carità. Ma io e i colleghi, sui 30 e passa romanzi di Grazia Deledda, possiamo rintracciarne capolavori almeno 8, ma capolavori impressionanti, dal Segreto dell'uomo solitario, che non è ambientato in Sardegna e che rappresenta delle innovazioni anche di ispirazione che tarderanno a ricomparire in Italia. Sono delle anticipazioni di cose che vedremo decenni dopo in alcuni casi. Insomma, a partire dalla Via del Male. Allora, quindi c'è una drammatica questione di genere, poi c'è un'altrettanto drammatica questione di sistemazione della storia della letteratura italiana. Siccome la nostra letteratura è in certe stagioni, se togliamo il romanticismo e gli esordi della letteratura italiana, che sono un trionfo europeo, eccetera, eccetera, ma in epoca contemporanea la nostra letteratura, rispetto a quella francese, a quella inglese, a quella tedesca, è un po' più fragile per le ragioni che conosciamo, mancanza di pubblico, questione della lingua, soprattutto nel romanzo è molto più fragile. Alla metà dell'Ottocento noi ne abbiamo uno di romanzo capolavoro che è un pilastro, I Promessi Sposi. L'autore ci ha messo tutta la vita a scriverlo, uno. Nel frattempo i suoi colleghi francesi, pensate a Balzac, a Flaubert, da soli, ognuno di questi da solo ti riempie la libreria di casa con titoli. Quindi è una letteratura fragile che ha difficoltà di sistemazione. Abbiamo scelto di sistemare i movimenti, come fa la Francia, chiamandole correnti. Ma a certe altezze cronologiche non c'è il tanto per fare una corrente. E quindi quando devi fare il decadentismo, tu che cosa fai? D'Annunzio e Pascoli, che sono 2 mondi estremamente distanti, ma li metti lì perché qualcosa in comune c'è, eccetera, eccetera. Quando devi fare il verismo, devi mettere Capuana, Verga, c'è tutto movimento regionale allora, è tutto siciliano, salvo dei casi poi di ripresa, eccetera, eccetera. È tutto siciliano. De Roberto uno di romanzo verista ne scrive, uno. Tutto il resto della produzione di De Roberto è antiverista, di ordine psicologico. Allora, la Deledda è un casotto metterla dentro queste correnti, non sai dove metterla, perché lei leggeva in quel baule, si era innamorata dei veristi, ovviamente, che erano dei naturalisti francesi più che dei veristi nostri, dei naturalisti francesi, e contemporaneamente da Parigi leggeva sistematicamente la produzione di Bourget, romanzo psicologico, cioè quanto di più antiverista ci sia. E nei primi anni cerca di mettere insieme queste cose e ci riesce poi quando è matura, ma no, non c'è uno spazio per mettere questa cosa che è doppia, che non entra in nessuna. Quindi c'è anche questo, ma la principale questione è che noi siamo in un paese che ha grossi problemi di genere, ecco, ancora oggi, quindi potete immaginare in quella stagione, ecco. E poi è anche sarda, quindi cioè, tra tutti i difetti che poteva avere, non abbiamo tempo, altrimenti vi racconterei quanto ci abbiamo messo a far passare al Ministero l'idea che per Deledda era il caso di fare le edizioni nazionali. La Sicilia ne ha 3 edizioni nazionali. Noi, Deledda non è mai entrata. Ci sono volute battaglie di Giovanna Cerina, poi noi ci abbiamo messo 7 anni ad averle. Quindi era anche sarda tra i difetti. So che ho curiosissime curiosità da sempre. Allora, lei ha iniziato ad accennare ora a quella che era una mia domanda, ovvero l'apprendistato teresiano da autodidatta, cioè la persona dalla lettera attraverso inizialmente l'Israele, proprio bellissimo sentire, è straordinario. Questo apprendistato da autodidatta,
sembra lontano 1000 miglia. L'ipotesi è averne, cioè il fatto che lei conosca anche e come arrivi a conoscere certe linee di pensiero della filosofia europea d'ambito tedesco, per poi arrivare per certi aspetti, certe opere, a poter paragonare certa capacità di prospettiva di scandagliare l'animo umano di Dostoevskij. Una persona che poi dice io alla quarta elementare, eccetera, capire un po'. È una domanda traballosa, però appunto intanto le due, sì, nella fase iniziale le due linee che lei cerca di mettere insieme, prima maldestramente e poi eccellentemente, sono la linea della scrittura realista, diciamo lattamente realista, con qualche mala percezione del verismo, eccetera, mala applicazione almeno all'inizio, e il romanzo psicologico alla Bourget, perché quello è l'autore che lei leggeva di più in quella fase. Nel frattempo, ma arrivano più tardi, per esempio Dostoevskij e i russi arrivano più tardi concretamente in Italia per le traduzioni. Adesso non le so dire la data con certezza, ma le colleghe slaviste se ne sono occupate. Credo che non sia arrivato in traduzione a Milano, nelle riviste milanesi con cui lei ancora non aveva rapporti. Dostoevskij è arrivato nel 94, adesso non vorrei ricordare male, il 94-95, quindi sono letture che lei farà dopo Tolstoj, Dostoevskij, e di quelli si innamorerà, perché si innamorerà anche di quelli. L'ha detto benissimo Momigliano questo, dice Deledda è paragonabile per l'impianto etico dei suoi romanzi, per l'indagine sul piano morale e psicologico dei personaggi e per il tormento che questi personaggi mettono in scena in relazione a grosse questioni etiche e sociali, e ce la possiamo paragonare solo a Dostoevskij. Deve ricorrere, appunto, solo i russi, dice, hanno questa potenza morale che li muove nella narrazione. Ecco, di questi si innamora evidentemente perché c'era una grossa sintonia. Intanto il sottotesto vettero e neotestamentario, che la Bibbia e il Vangelo sono certamente riscritti per le trame, ripensati. Immaginate la madre, il personaggio principale si chiama Paolo Gunsaù, non è per caso che si chiama Paolo con la U, certo anche per il sardo, allora Paulu, no? Si chiama Paolo perché è il contrario di San Paolo. Sapete che San Paolo appunto si converte da persecutore dei cristiani, si converte quando? Perché cade da cavallo e viene rapito da Dio in cielo, sive in corpore, sive extra corpus, non lo sa neanche lui, viene rapito in cielo e ha l'esperienza della visione di Dio. Questo poveretto, Paolo, è consegnato dalla madre a un Dio con quale lui non ha consuetudine, cioè è uno di quei tanti ragazzi consegnati per promozione sociale alla Chiesa, in qualità di sacerdoti, ma senza nessuna fede. È il contrario di San Paolo, ci sono anche altri elementi, quindi il sottotesto, anche nei racconti più moderni, tu hai citato la festa del Cristo, nella festa del Cristo, che è uno dei romanzi più moderni e più studiati, abbiamo cavalli di diversi colori, a un certo punto compare un cavallo nero e poi c'è un cavallo grogu, eccetera eccetera. Allora tutti questi cavalli, se uno li guarda bene e rilegge l'Apocalisse, sono i cavalli dell'Apocalisse. Ovviamente lei con questa materia, coi colori, coi cavalli, cioè fa quello che vuole, perché ormai è straordinaria, è una penna fuori dal comune, quindi fa quello che vuole, ma continuamente attinge, come buona parte della nostra cultura, a questi due macrotesti che condizionano noi. Lei la condizionavano ancora di più, ma più che lasciarsi condizionare, lei li considerava testi di partenza che le consentivano di mettersi in sintonia con un immaginario che con quei testi aveva sicuramente fatto i conti. Non solo con quei testi, con i valori incarnati da quei testi, e Genudda. Quindi la imposterei così con gli autori che ha indicato. Poi sono d'accordo, quello è un capolavoro
inspiegabile a quell'altezza cronologica in Italia, Il segreto dell'uomo solitario. Ne abbiamo parlato anche nel convegno sassarese a novembre. È un caso che non è difficile da spiegare, non è ambientato in Sardegna, è un modo di scrivere completamente diverso dal modo di scrivere che ha negli altri suoi capolavori, e tuttavia anticipa movimenti per i quali in Italia ci vorranno decenni. Spero. Grazie, grazie ai relatori, grazie Duilio, grazie Laura, grazie Rita e grazie Tiziana Loi, che adesso ci fai ascoltare l'ultimo pezzo di questa serata. Abbiamo iniziato con Il canto nel vento, il vento che Grazia Deledda paragonava al destino che muove le canne, e noi siamo canne al vento. Adesso invece ascoltiamo A Time for Us di Roth. Ce l'abbiamo. Adesso le facciamo le foto. Grazie a tutti, noi abbiamo concluso. Grazie ai relatori che ci hanno fatto capire che sicuramente Grazia Deledda è davvero una donna moderna, è ancora una donna a cui ispirarsi, ed è una donna dei nostri giorni. Grazie. Grazie a tutti voi, è sempre bello venire a Salargus.